Buonasera a tutti, Visti TV, il tenore di oggi è 30 del mese di aprile, ultima die, e questo mese poi colamo sul mese di maio, da crasa. Bene, ieri non è stato possibile a fare che rite nova, no, il Veneto Bene manca un po' a avvisare, petti scusa, ma dalle scritte che questa è una cosa volontaria che hanno battato lo impegno chi insomma sono relativo alla sua attività di ingegneri o di insomma persone della famiglia, quindi abbiano il possibile ad impere a site nuova. Bene, andiamo da innanzi, vediamo come si presenta a dire, adesso già in Palermesa, un bello biaitino in palasa de saida, zuppa e saida, un quello bello pulito, perfetto, insomma, ecco, questa è la saida nostra in die de oie, e questo è stata il prosacurso, insomma. Bene, devo ritornare su Zaravallo, de oie, non era ta sole preno belle che potete dire, carche nugheda si presenta attraverso la strese, da essa stresa sa schimme. 20 gradi, temperatura massima, 12 gradi, temperatura minima. Stiamo cominciando a entrare in saldielde su calore. Bene, e in che abbiamo Giovia, sole pleno tutto a dire, 21 gradi massima e 12 gradi la minima. Andiamo da innanzi e andiamo a dare toccamento che non è stato possibile a 60 anni e via, di repente, finché è morto Giuseppe Ledda, frate di Merziolo, di Giampaolo, Angela, Giacomina, una persona mite, di buona trattenza, che in tutto, in terra storie mercoledì a Manzano, a ora adesso al decade che mesa, in Sacreia del suo miracolo, in Goreai, che li chiede fa che onore, questo però è relativo a ieri, retannata sa cappella de sospizio chi isse este esposto in ie. Condolenze alle pazienze, sa famiglia tutto, dai e bici, adios, Giuseppe, Peppe. Toccamento del comune, ordinanza numero 27, lavori di riduzione del rischio residuo versante compreso, del versante compreso tra Circonvallazione Sud e Via del Finum, chiusura temporanea al traffico, tratto di Circonvallazione Sud da incrocio strada statale 389 ad incrocio con proseguimento strada provinciale 73 autoparco comunale, però in effetti no che mi manca che Bollulego dai direttamente da Inoc che pensa io può dell'aereo un attimo, scusate, che ha bisogno di orari e in cui non bisogna di orari e quindi tocca a te. Ecco qua, gli orari sono a partire dalle ore 001 del giorno giovedì 1 maggio 2025 fino alla conclusione dei lavori previsto per le ore 006 del giorno 5 maggio 2025. Praticamente durano la notte insomma degli ovi a 1 maio a Sanotte Kimbe de maio 2020 Kimbe praticamente Kimbe dies insomma ecco quasi belle che completa la capita per fare del travaglio no? Bene, abbiamo usato lo stoccamento, questo è il settimo raduno speleologico regionale, l'ora 3-4 maggio, organizzatrice Paola Pittalisi, sabato 3, bata diversos eventi, insomma, ecco, saluti, apertura dei lavori, introduzione, visioni dal montaggio, progetto Einstein Telescope, una sfida per la Sardegna e l'Italia e così via di seguito, eppure a Sicile rubattero tutto da dire, cioè da 19 e mesa a Saldecche e mesa, concerto in piazza, 19 e mesa, concerto in piazza, poi domenica da San 9.00 Vinasà
a Cesare Ortedì e chiusura del raduno Domenica Battero. Bisimolo, va bene. Andiamo da innanzi e poi posamento che sono che potete andare in Brezzichetta a Sannossata, poi Galo chi veste questo punto digitale facile in comune, Donzidie, da Sannova sa 9 mesi a sa 1 mesi e sull'Uni e su Iovia pure da sa 3 mesi a sa 15 mesi. Poi posamento chi veste su premio possa stesi de laurea su pode saida de vizi e poi a Mentogalo che è scominciato già a mesa birra a evangelica che la prima si è fatta è su 28 poi anteri su 28 poi su 29 e come basta essere Raioie sai su 30 e su bar caffè italiano da Paolo caffè italiano da Paolo. Bene, bene, bene. Torniamo a Sol Giornales e dimos ricevamos de nuovo che Arena Grandi Eventi a Prato Sardo 60.000 euro per la pianificazione. L'emendamento di Sebastian Cocco sulla legge di stabilità della regione, fondi stanziati al comune per lo studio di fattibilità di un'area permanente, un'area per grandi eventi, cioè grandi concerti, eccetera, eccetera, in questa zona del Prato Sardo. Poi sono altri avvenimenti poi in Nugolo che vabbè è importante pure questo, la storia dello scalpellino De Gasperi per il ciclo di storie su Santo Predu, appuntamento questa sera alle 19.30 nel Circolo del Fino in Piazza Rosario. Al centro dell'incontro ci sarà la storia di un nuorese adottivo di fine 800, si chiama Abramo De Gasperi e come raccontano gli infaticabili ricercatori amatoriali Antonio Musina e Bastiano Murro, che ne hanno ricostruito la storia, era un esule trentino arrivato a Nuoro più di un secolo fa e che aveva investito le sue risorse umane ed economiche per mandare avanti l'attività di scalpellino, un mestiere che lo aveva fatto conoscere da tantissimi, non solo a Nuoro ma anche in tanti paesi. E da lì Abramo De Gasperi aveva messo su famiglia e i suoi discendenti ancora oggi sono distribuiti tra Nuoro e Gavoi. Il suo investimento principale era stato proprio il Montonargiu Montonargiu e Plantasa, una discarica che dà il nome all'incontro di oggi alle 19.30 nel Salone del Fenu in Piazza del Rosario. Bene, una bella storia, tutta storia si chiede tornata appunto a ponere in iscritto. Che abbiamo il birra, in scuola, birra, vino e musica, 1 maggio in festa, la 6ª edizione della Calaber Win alla Caletta. Tra boccali di birra, calici di vino e tanta musica, la Caletta si appresta ad ospitare la 6ª edizione di Calaber e Win. La Kermesse in programma il 1 maggio, promossa dall'associazione Casvan in collaborazione con le imprese locali e il comune di Siniscola. Va bene, con vittorie di birra e di vino potete andare ai nie. Bene, che un onore a Pavoletti, gol, sorrisi, esperienza e quel tocco magico che solo lui sa dare ai momenti che contano. È un punto di riferimento per tutti dentro lo spogliatoio. Ha trovato un compromesso con l'età e decide ancora. E Pavoletti ha segnato il primo gol su Verona, meta importante, insomma, ha determinato già un ispero per si squadra e come speriamo da chi ha tutto quanto bene siamo le danne di su Castello naturalmente che come la Zapata a 33 punti 1 punto pure da innanzi di su Parma e che è un bestia Verona
non venne manco Verona, che l'hanno brincato. Parma, ecco, Verona 32 punti, e poi Beste a 39 punti su Genova, mi pare che come deve giocare, no, sabato, allora, 35esima giornata, sabato ore 15, Cagliari Udinese, quindi come deve giocare chi su Udinese, chi este a 41 punti, che ste posinar tu metta adesso Cagliari, speriamo in buono, un'altra bella partita. Inoltre abbiamo storra un'altra Pavoletti, questa è stessa nuova, satellite sull'Unione Sarda, Pavoletti il capitano dei miracoli. Cagliari mi ha regalato un sogno. Sanità, gelo tra 5 Stelle e PD, resta il muro contro muro. Desire Manca, M5 Stelle, lista nata dal confronto con tutti i partiti. Roberto De Rio, Dem, negli incontri con Todde, Manca non c'era. Infatti, Manca non è, che Desire in che si sparata, che este sapuru a che parte della Setta M5 Stelle, e quindi chi sospiro razzufato ha dichiarato che la lista è nata dal confronto con tutti i partiti. Roberto De Rio gli risponde semplicemente che ne riscompone il meta negli incontri con Todde Manca non c'era, quindi l'ha licenziata direttamente. Che ne manco bisichiramente. Rimangono distanti nonostante i tentativi di conciliazione le posizioni di PD ed M5 Stelle sulla scelta dei commissari delle aziende sanitarie. Il PD chiede un cambio di metodo nelle scelte della Giunta. Il movimento ribatte che la partecipazione dei partiti di maggioranza nella tornata delle ultime nomine è stata massima. Così, se il capogruppo M5 Stelle in Consiglio regionale Michele Ciusa non vede crisi all'orizzonte, è problematica in maggioranza e parla di campo largo, coeso come dimostrato dai voti in aula, l'assessore regionale al lavoro Desire Manca interviene con una ricostruzione delle febbrili ore che hanno preceduto la seduta di giunta che ha varato senza il PD la lista dei commissari dell'SL. Intanto preciso che quella lista non può in alcun modo essere definita come la lista del presidente. Si tratta di un elenco scaturito dalle interlocuzioni che la Presidente ha avuto con tutti i partiti, compreso il PD. I Dem hanno poi deciso di non partecipare alla giunta perché ritenevano che non c'era tempo necessario per le loro riflessioni, ma noi non potevamo allungare i termini per le delibere con l'ufficio legale che l'ufficio legale ci aveva ricordato. La Presidente ha ascoltato tutti i partiti sui nomi e deciso. M5 Stelle, come il PD, presente e partecipante alle convocazioni della Presidente. Alla richiesta di un giudizio sulle commissioni e su quali debbano essere i loro nomi, commissari scusate, l'assessore Manca aggiunge che si tratta di professionisti apprezzati da tutti i partiti. Vabbè, oh, yeah. La replica del capogruppo del PD, Roberto De Rio, alle affermazioni dell'assessora Manca, pur stringata, fa capire quanto profondo sia il solco che separa i due principali partiti della coalizione. Tutte le volte che la delegazione del PD, composta da me, dal segretario Piero Comandini, dall'assessore Giuseppe Meloni, ha incontrato la Presidente Todde sul tema della sanità, l'assessora al lavoro Desire Manca non era presente. Da Casa Dem emerge la preoccupazione che il metodo che loro ritengono adottato finora dalla Presidente sulle nomine possa proseguire. La preoccupazione è che il metodo possa proseguire. I prossimi appuntamenti riguardano la SFIRS, il CRS 4 e le nomine in ambito ARS, la scelta del futuro amministratore unico del centro, oggi
guidato dall'ingegnere Giacomo Cau, sarebbe immediata. Vabbè, amo rabire, ama accontentare, lo sanno accontentare e quindi a salutare. Bene, province, si vota in autunno, prima il referendum nei comuni, approvata la proroga in regione, l'opposizione, in realtà speriamo che sia l'ultima di proroga, Mascia le Sassari, Narata, con la città metropolitana colmeremo il gap con gli altri territori. Pote Ischie, Speranzietta, oh yeah, oh yeah, con la città metropolitana, metropolitana. Il ruolo insostituibile delle TV locali, la Corte Costituzionale in una sentenza cita l'esempio di Videolina. Maurizio Giunco, Confindustria, opportunità storica per migliorare l'offerta. Videolina è l'emittente italiana che dimostra come l'informazione regionale sia insostituibile nel nostro paese. Garantisce il pluralismo delle notizie, qualità e aspetto tutt'altro che secondario, garantisce occupazione. È quanto si legge in una sentenza della Corte Costituzionale, al numero 44 2025, che cita proprio Videolina, evidenziando come, pur operando in una regione poco popolosa come la Sardegna, sia al secondo posto per gli ascolti davanti a realtà con molti milioni di potenziali telespettatori. I giudici Giovanni Amoroso, presidente, Giovanni Pitruzzella, relatore, hanno rimarcato il ruolo insostituibile delle TV locali, respingendo un ricorso che metteva in dubbio i contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali previsti dalla legge 2017. Vabbè, hanno un contributo. Lo aspettiamo pure con Vizi TV, ma va. Sanità, serve un vertice per superare lo strappo. Dai partiti del campo largo, appello a Todde. Necessario un confronto politico costante. Mamme. Province, le elezioni prorogate a settembre. Indennità dei consiglieri regionali ammonta a 78,5 milioni di euro. Vitalizi costano 14,7 milioni. Poteschi il vitalizio, dopo solo che non bisogna più, sono, cioè che non sono più consistenti, sono le indennità consiliari e i vitalizi le spese più pesanti sostenute dall'amministrazione del Consiglio regionale nel 2024. Le prime, comprese i rimborsi, ammontano a 78,5 milioni di euro, mentre i vitalizi a 14,7 milioni, con un decremento di circa 114 mila euro rispetto al 2023. Vabbè. 7,5 milioni la spesa per il personale del Consiglio regionale. Una bella ciuccia. Allora, rinnovabili, rotta sul portocanale. Nel molo un deposito di torri eoliche. Una società chiede la concessione della banchina e arriva l'alto là dei sindacati. Vabbè. Ecco, poi abbiamo dimenticato di narrare chi su Battolo de Maio, queste già moto raduno, insomma, a Chimus un giro in moto, Rex, che è in questa organizzazione non solo questa Chimus, ma pure BT Rex. E infatti se che 40 euro si paga sul caffè, sul pranzo, BT Rex, gadget, ingresso con visita a BT-Rex, guidata in sul parco e poi il giro turistico in moto che è di circa 80 km, organizzata a Chimuso, che in collaborazione di BT-Rex. L'abbiamo dimenticato questa. No, ma da innanzi eolico la protesta in Gallura, sfregiano anche la Marmorada. In effetti si tratta però non del pala eolica ma di una centrale elettrica. I comitati, una mega cabina elettrica
a 2 passi dalla spiaggia. Pannelli solari sotto accusa, troppa instabilità, si rischia il blackout come in Spagna. In effetti, tutto già Pratobello 24 è basata sull'uso del pannello solare, ebbene la questione che è successa in Spagna, penso che siete è molto a tutto canto, cioè bisogna che ammischiare la fonte energetica, lo sistema di produzione. Quindi non si può demonizzare la spalla eolica all'infinito, insomma. Cioè, ogni tanto è palla a toccare della spona. È chiaro che lo è demonizzare è speculazione energetica, che la spalla sono posta può speculare, cioè può a sinchiorare l'energia, la Sardegna è a commerciare in altro loco a gario e guadagno di solo. Gli esperti difficile trovare un equilibrio, mentre in Spagna e in Portogallo i governi valutano l'istituzione di una commissione d'inchiesta, non vi sono ancora certezze sui fattori scatenanti che dalle 12:30 di lunedì, come è stato confermato dalla Red Elettrica, società che gestisce il servizio in Spagna, hanno provocato il collasso della rete elettrica. Il caso Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, intervenendo ieri al TG di La 7, ha ipotizzato però un coinvolgimento decisivo delle fonti rinnovabili. La Spagna, ha spiegato il leader di Nomisma Energia, era indicata in queste settimane come l'esempio del futuro dell'energia in Europa. Abbondanza di fonti rinnovabili e prezzi molto bassi. Eppure, per Tabarelli, docente di ingegneria energetica all'Università di Bologna, l'incidente obbliga a spingere verso una revisione di questa condizione. Di sicuro l'abbondanza di produzione da fonti intermittenti come dal solare e dall'eolico alle 12, quando c'è stato il picco di domanda e il collasso, non ha aiutato. Se a questo poi si aggiunge che mancava della capacità di base che di solito è a fonti rinnovabili o a nucleare, e nell'eventualità in cui si accertasse un'influenza decisiva delle rinnovabili nel blackout, potrebbe profilarsi all'orizzonte anche uno scontro ideologico e politico sempre latente in Europa. Cioè praticamente è mancato un sistema di stabilizzazione. Blackout in Spagna, tra caos e attese, sembra di essere in un film. Il racconto di Marco, cagliaritano, rimasto bloccato all'aeroporto di Valencia. Il blackout in Spagna fa 5 morti. In pochi secondi il crollo al punto zero, il collasso del sistema elettrico. Lento ritorno alla normalità dopo i problemi alla rete nella penisola iberica e in Francia. 5 secondi, il tempo di un sospiro, ma lunghissimi i termini di velocità della luce sono stati sufficienti per mettere in ginocchio la Spagna. È il lasso di tempo in cui si sono verificate 2 perdite di generazione di corrente successive che il sistema non è stato in grado di assorbire, provocando dalle 12:33 di lunedì il crollo al punto zero, il collasso totale del sistema elettrico e 5 vittime. Andiamo sull'ultima pagina. Canada dal 51esimo stato schiaffo a Trump. Trump che quería mentre il Canada e gli Stati Uniti tomando il 51esimo stato, ma ha vinto proprio sul candidato che è contrario a questa cosa. Il Partito Liberale del primo ministro uscente vince le elezioni legislative. Giornalista ucraina restituita cadavere, torturata ed uccisa. Victoria Roshina è deceduta durante la prigionia russa
dopo essere stata catturata nei territori occupati nel 2023 mentre lavorava come giornalista. No? Non viene che era un giornalista che potrà contare altre storie. 2 anni dopo, nel febbraio scorso, il suo corpo è stato restituito alla famiglia. Un cadavere mummificato, quasi irriconoscibile, e sul quale sono rimasti indelebili i numerosi segni di tortura, così come la chiara assenza di alcuni organi interni. È quanto emerge da un'indagine realizzata dalle autorità ucraine e raccontata da Ukrainska Pravda, la testata per la quale la reporter ucraina lavorava come freelance. Nel luglio del 2023 Roshina ha raggiunto i territori occupati per realizzare il reportage. La giovane è scomparsa il 3 agosto di quell'anno e solo nel maggio del 2024 la Russia ha ammesso per la prima volta di averla arrestata. Il 10 ottobre successivo le autorità ucraine hanno confermato che la donna era morta mentre era in custodia russa. Il suo corpo è stato restituito durante uno scambio tra il 14 febbraio 2025. I medici legali hanno stabilito che il corpo apparteneva alla donna e un'indagine condotta dalla Procura Generale ha rivelato una corrispondenza del DNA del 99% con la giornalista. Le lesioni sono state inflitte mentre era in vita, pertanto vi è un'alta probabilità che le siano state inflitte torture, ha dichiarato il team investigativo che ha condotto l'inchiesta. Durante l'esame condotto in Ucraina è stata riscontrata l'assenza di diversi organi interni, tra cui il cervello, i bulbi oculari e parte della trachea. Un medico legale internazionale consultato dal giornale ucraino ritiene che l'assenza di questi organi possa aver nascosto prove che la morte sia stata causata da strangolamento o soffocamento. E vamos, sos tifosos, vi rilassamos su tifo. E tancamos il tenore de hoy e quizás sigla de tancatura de Bizzi TV. Bene, a mentre vedere, buona tutto da Bizzi TV, adioso e mentre a crasso.